Finalmente dopo l'incontro, il nostro incontro, che tanto abbiamo aspettato, cominciamo da come è passato queste prime settimane da campione. Dai, le ho passate pensando a riposarmi, in primis. È stato un anno duro perché comunque venivamo da 11 mesi in cui abbiamo fatto 5 incontri, incluso quello per il titolo, quindi il corpo mi ha detto fermo, riposati per qualche giorno. Riposo totale. Anche da che parte? No, sono restato qui, poi ieri comunque sono tornato in palestra. Tornando proprio al giorno dell'incontro invece, ricordiamo titolo continentale BO, Pezzigallo, tra l'altro un titolo atteso anche forse un po' più di quanto ci si aspettasse, però per quello che è stato poi il più grande regalo, ovvero poterlo contendere a casa tua a Villa Massargia. Quando è nata la possibilità reale di combattere a Villa Massargia? Allora, nella mia mente è nata tantissimi anni fa, appena mi sono appassionato al pugilato. Poi per concretizzarsi ci ha messo qualche anno, però è stato veramente un sogno che si realizza. Allora, c'erano tutti gli ingredienti per far sì che emotivamente fossi fuori proprio, invece no, è stato il match che mi sono vissuto con più calma tra tutti quelli che ho fatto. Sì, con più tranquillità, cioè veramente me lo sono goduto in pieno. Anche perché poi non è neanche vissuto forse quelle ansie da metà incontro in cui cominci a chiederti ma sto realmente andando bene, ma te la saresti mai aspettato di vincerlo neanche un round, perché sono stati 2 minuti e 19 secondi, abbiamo ancora 40 secondi pieni di primo round. Come è andato? Tu come l'hai vissuto? No, non me lo sarei mai aspettato, ma perché non salgo mai sul ring con la convinzione di vincere per KO entro un round o entro l'altro, cioè sono salito, ho fatto quello che abbiamo fatto per mesi in palestra con Omar. In quei 2 minuti e 19 secondi c'è stato concentrato il lavoro di mesi in palestra, poi la soluzione è arrivata così presto, va bene, va benissimo così. Tra l'altro contro un avversario che è arrivato molto carico, la conferenza ovviamente voi eravate più concentrati sugli ultimi aspetti anche nell'organizzazione di tutto, però lui si è presentato come un ragazzo umile, molto carico anche, Segovia, ricordiamo, colombiano, e ha detto sono andato pronto, mi hanno chiamato, ero pronto. Ha dato proprio quella sensazione di carica che poi però bisogna dire che ha anche dimostrato sul ring, perché ha provato subito a prendere in mano il match. Infatti forse il primo vero colpo andato a segno è stato suo, da lì poi invece ho visto anche la tua reazione. Lì cosa succede nella testa tua o comunque del pugile? Ma non aspettavo altro, ci va da nozze con questi pugili che mi attaccano così, quindi proprio... Hai capito a quel punto che... Sì. Anche perché poi hai avuto una reazione veramente veemente tu, se non hai comunque giocato ad aspettare, comunque stare tranquillo, hai proprio provato ad andarli tu contro. Si è scoperto subito, quando un pugile attacca così e l'altro è più attendista, tendi subito a commettere degli errori. Se tu sei abbastanza bravo da cogliere questi varchi nella sua guardia puoi sfruttarli, ero pronto. 2 minuti e 19 secondi, a quel punto poi qui cominci anche a introdurre Omar Loy, ovviamente, l'uomo che insieme a te ha costruito questo primo successo di questa tua carriera, che speriamo sia veramente soltanto il primo, anche perché poco ne parliamo, il 2025 può già essere molto molto divertente, anzi sicuramente lo sarà. Omar, nella diretta c'è questo abbraccio bellissimo, ancora prima che con Nicola, si sto bene, proprio con tutti poi quelli che sono collaboratori e il team che ha seguito questa crescita e questo momento. È assolutamente così, perché questo è un progetto di team. Siamo una famiglia, questa famiglia l'ha costruita mio padre nel tempo, è stato lui la prima persona che ha costruito questo team e questa grande famiglia. Il titolo di Nicola è stato il premio giusto, un riconoscimento enorme anche per la nostra scuola e anche per mio padre. Quindi abbiamo lavorato come lavoriamo sempre, quindi ognuno ha il suo ruolo, il suo compito. È stato un lavoro di squadra bellissimo e quindi giustamente abbiamo diviso questa gioia. È stata una cosa naturale, ovviamente Nicola ha i meriti principali di questa vittoria, però c'è anche la vittoria di tutto il team e di tutta la famiglia, delle persone che erano al mio fianco sul ring,
ma anche tutte quelle che erano sotto, che ci hanno seguito e ci hanno aiutato in questo percorso che dura da diversi anni. Ecco, un percorso che anche un po' chiacchierando prima, io forse già anche questo è il momento, come tu hai detto adesso è facile essere sul carro, però c'è chi quel carro ha voluto prenderlo, ha voluto dargli anche una mano a trascinarlo all'inizio, quando questo era forse anche solo un miraggio, questo primo obiettivo della carriera di Nicola. Questo è assolutamente vero, perché ci sono tanti amici, tanti sponsor, ma anche voi con la TV che ci avete seguito fino dalle prime battute della carriera di Nicola, e tante persone che ci hanno aiutato, gli sparring, gli amici, le palestre, tutti ci hanno dato una mano e hanno creduto nel nostro sogno, e noi con il duro lavoro l'abbiamo realizzato e concretizzato, quindi ringraziamo tutte queste persone che hanno creduto in noi. Quindi facciamo un po' la parola a Nicola prima di arrivare al momento del vostro incontro, che poi sarà veramente lo switch, il momento del cambiamento. Partiamo dal te piccolo che scopre la passione per la box. A che te è successa? Come è nata questa passione? Magari anche il tuo primo idolo. Allora, è nata banalmente guardando un film di Rocky 3. No, davvero. Anche se io ho un ricordo del primo approccio col pugilato che è stato quando avevo 8 anni. Forse guardai su Italia 1 una domenica, lo so perfettamente, domenica 9 giugno, Tyson, cioè Lewis Tyson. Quello è stato proprio il primo ricordo del pugilato nella mia vita. Come era finito quell'incontro? Vinse Lewis per KO all'ottavo round. Sì. E quanti anni avevi, ricordami? 7-8 anni. E da lì hai cominciato subito a voler praticare box? No, è tornata poi, questa passione si è risvegliata quando avevo 16 anni, e ho iniziato a 18 per un palestra, tardino forse, e da lì sono partito con la mia carriera da pugile. Tra l'altro una carriera che inizia fuori da Villa Massaggia non ha quella cultura della box. No, inizia ad Iglesias, all'Alias Gym di Iglesias. Con loro tutto il percorso fino ai 23 anni, quando decidi che è il momento di fare il salto. L'hai deciso tu stesso oppure allora consigliato? Ho fatto la carriera dilettantistica e la prima carriera professionistica sotto la guida di Alessandro all'Alias Gym. Poi, come tutti sappiamo, la carriera professionistica non è andata bene all'inizio, anzi malissimo. Comunque, dopo il quinto match, la quinta sconfitta, quindi presi alcuni mesi di stop, perché non lo so, non c'avevo troppa voglia di continuare, anzi. Hai pensato proprio di mollare? No, non pensavo né di mollare, ma neanche non volevo continuare su quella strada, quindi a un certo punto dovevo prendere una decisione perché il tempo passava. E ho messo su una bilancia il dolore di quelle 5 sconfitte contro il dolore di dover abbandonare per sempre il mio sogno, quindi il rimpianto sarebbe stato più grande di quelle 5 sconfitte. Quindi decisi di parlare con Alessandro, gli dissi la mia intenzione di rivolgermi a Omar, e Alessandro mi disse: se tu mi avresti fatto un altro nome ti avrei detto no, parla con Omar, ve lo giuro, mi disse testuali parole. Sei arrivato a scegliere Omar? Omar lo conoscevo già perché da dilettante feci 2 match in 2 serate organizzate da lui. Poi un giorno accompagno un mio amico Riccardo Lecca che andava a fare guanti e sparring da Omar. Lì ci parlammo con Omar, andammo anche a mangiare la pizza una sera a Villa Cidro, e da lì mi fece subito un'ultima impressione. Si vedeva che era una persona che di pugilato ne capiva, era espertissimo, proprio lì è stato piantato nella mia mente questo seme di dire: forse se devo cambiare qualcosa è meglio ripartire da qui. Ecco Omar, tu invece dall'altra parte vedi l'arrivo di Nicola. Già comunque lo conoscevi, non so quanto bene, però già lo conoscevi. Cosa hai pensato? Che ragazzo ti si è presentato di fronte in quel momento? Ma io sono un po' particolare nelle valutazioni, lo ammetto. È arrivato questo ragazzo che conoscevo, così come posso conoscere tanti ragazzi che hanno fatto il pugilato dilettantistico, che aveva fatto questa esperienza professionistica particolare.
già ce l'avevi in mente questa esperienza oppure te l'ha dovuta raccontare lui? No, bene o male, Sempre un po' quelle sì, informazioni, sì, sapevo un pochettino che cosa, poi lui è stato più specifico quando ci siamo incontrati, però sapevo che aveva fatto questa esperienza all'estero, quindi andava a combattere in Belgio, andava a combattere in Albania, insomma era un ragazzo attivo a livello professionistico, quindi quando è venuto da me, anche se aveva questo bagaglio negativo, ho detto, secondo me è un ragazzo che non conosce ancora molto bene il mondo del professionismo, che si avventura in maniera così coraggiosa perché ha un sogno, ha un'ambizione, secondo me ha delle qualità sue personali. Poi ovviamente queste qualità vanno conciliate anche con il talento e la capacità e la volontà di prepararsi per qualcosa di più importante. Però avevo questa determinazione, quindi gli ho detto sin dall'inizio, non vedere questo tuo bagaglio di esperienza come un qualcosa di negativo, ce lo siamo sempre detti, prendila come una cosa positiva. Tu hai già provato certe sofferenze che molti pugili, magari anche molto protetti, non provano, le provano solo più tardi, quindi la sconfitta, l'amarezza, la delusione, che se focalizzati bene sono elementi importantissimi con la determinazione e la preparazione per raggiungere degli obiettivi. L'unica cosa che gli ho detto è non aspettarti che se vieni da me combattiamo fra 2 mesi. Quindi abbiamo passato il primo anno a conoscerci, ad approfondire, ma io sì, un anno intero senza combattere. L'ho preparato perché lui potesse esordire, dal mio punto di vista, il professionismo. Siamo arrivati a questo punto con una determinazione, una preparazione. Io pugili ne ho avuto tanti, ma penso che un ragazzo con questa dedizione, con questa voglia di arrivare, io non l'ho mai avuto, quindi lo dico qui in maniera molto sincera. Eppure di pugilato, insomma, sono 40 anni che lo pratico. E allora da lì abbiamo iniziato, non ha avuto per nulla una carriera semplice, ha dovuto sgomitare perché un pugile da professionista quando fa i primi 5 incontri e li perde non potrà avere un futuro semplice. Quindi sono arrivate queste 12 vittorie in maniera seria, cioè ogni avversario una battaglia, ogni avversario una scelta difficile, e infatti non è stato facile vincere combattimenti prima del limite, abbiamo incontrato avversari sempre più pesanti, abbiamo fatto una gavetta che probabilmente se avesse fatto un percorso lineare non avrebbe neanche fatto. Quindi mi sento di dire che questo suo titolo è un titolo che ha veramente meritato, l'ha sudato tantissimo. Ecco, vediamo un po', la chiedo un po' entrambi poi questo. Arriviamo al primo incontro che fai appunto allenato da Omar, più di un anno, quindi senza essere salito ufficialmente sul ring, vieni da 5 sconfitte, lì l'hai sentita un po' la pressione. Ecco, adesso devo dimostrargli che però qualcosa c'è, o magari più verso te stesso anche, devo dimostrare a me stesso che quelle 5 sconfitte adesso le metto da parte e riparte qualcosa di nuovo. Cosa si prova in quei momenti? Sì, quel match di rientro fu quello che emotivamente sentii di più, perché mi chiesi adesso, ma non solo il giorno, proprio i mesi precedenti a quel match mi ricordo che... cioè... La tua famiglia come l'ha vissuta? No, è una cosa che tengo molto per me il pugilato, no? Poi sono uno io abbastanza schifo, non parlo delle cose mie, neanche a casa. Veramente è male, l'ho vissuto, perché pensavo se sbaglio anche ora è davvero finita. Sono cose che qualcuno avrai comunque esternato, anche semplicemente quella paura. Oppure veramente non hai parlato con nessuno, te la sei... No, fu un errore mio non parlare con nessuno, infatti il periodo ho preso decisioni anche abbastanza discutibili, però ormai è andata così. Tra l'altro un match che hai vinto è stato il primo poi di 12 match consecutivi, però veramente sulla comunicazione, no? Tu sei una persona riservata, molto sobria, lo sei sia nelle dichiarazioni, negli atteggiamenti, non sei mai, anche davanti alla vittoria, anche nel momento in cui per la prima volta svolta la tua carriera comunque
come dire, il tuo rilascio di emotività è stato veramente giusto mostrare la cintura a una Villa Massaggia che è stata Certo. intorno a te, però non sei mai stato in nessun atteggiamento. No. Come scarichi tu le emozioni? C'è qualcosa oltre il pugilato? Semplicemente confidenti? No, le immagazzino nel mio cervello e le uso nei momenti più, magari sono triste, allora penso, guarda che non è tutto nero, ci sono anche aspetti molto positivi, però non esterno troppo le mie emozioni. Poi c'è da dire che è anche andata abbastanza bene perché sono arrivate poi vittorie su vittorie, Sì. quello aiuta. Tu, Omar, che paura avevi invece nel primo incontro? Ma io non avevo tanta paura, io ero sicuro delle sue qualità. Si poteva anche preventivare la sconfitta. Non l'avevo preventivata, io avevo preventivato una vittoria perché avevamo lavorato tanto, sapevo che lui avrebbe vinto, sapevo in questo risultato positivo, sono stato anche molto determinante con Nicola perché lui è molto più prudente nel dirgli guarda lasciati andare, vedrai che questa sarà una vittoria, poi ne arriverà un'altra, se lavoriamo così, se ti impegni così hai le qualità per poter arrivare a fare dei combattimenti di un certo livello. E così è stato, è andato tutto bene. Poi certo il pugilato è un'incognita, quindi non si può parlare di sicurezze o di certezze derivanti dalla prestazione. Dipendono, cioè tu puoi essere sicuro di aver fatto il tuo lavoro bene, così come eravamo sicuri per questo titolo di aver lavorato bene. Poi ovviamente i combattimenti sono imprevedibili, basta un colpo, l'avete visto, cioè Filla era un pugile con 6 KO su 8 vittorie che ha provato a fare il match, poi è durato poco, però il pugilato è così, è imprevedibile, chi sbaglia paga, insomma funziona così, è un po' la regola. Tra l'altro, prima di guardare il futuro, puoi rispondere, lascia poi decidere. Il tuo percorso dipende di tanti sardi, con Omar almeno, oddio in generale in verità, anche prima di Omar, negli incontri ufficiali nasce fuori dalla Sardegna. Solitamente chi comincia qui in Sardegna cerca un primo approccio a casa sua. Tu non hai avuto neanche quello, che tante volte comunque aiuta perché hai l'appoggio dei conoscenti. Questo è un qualcosa che toglie, se sì quanto ti può togliere, oppure se neanche l'hai sentita magari quella mancanza. No, non ti toglie niente, al massimo ti dà perché ti forgia un attimino a toglierti dalla tua zona di comfort. Quindi, ma l'importante è avere vicino le persone che ti hanno aiutato veramente nella preparazione, quindi Omar, Enrico, Paolo. Già il fatto di avere loro attorno mi facevano sentire a casa. Poi Con tutti loro in generale, entriamo anche un po' in questo. È un rapporto, come ha detto Omar prima, siamo una famiglia, quindi io quando torno all'angolo durante il match ho proprio la sensazione di essere a casa. Candidatore Omar, perché noi lo conosciamo sempre molto, anche lui è una persona pacata, tranquilla, come invece in palestra. È severo, severissimo, proprio va alla ricerca della perfezione in tutto, come giusto che sia. E infatti quella cintura in mezzo ne è un primo risultato. Diamo uno sguardo però adesso a questo 2025 perché siamo appunto all'inizio, è iniziato perfettamente, meglio non poteva iniziare. Si parlava anche di fine 2024, ma diciamo che aspettare poco di più ne valsa la pena, soprattutto per dove poi questo titolo è stato vinto. Adesso però c'è da fare i conti con un possibile titolo italiano in un futuro prossimo, perché prima di questo incontro eri nella top 5 dei prossimi contendenti. Adesso come siamo? Allora, innanzitutto ora il titolo è vacante da ieri o da avantieri. Stiamo aspettando le nuove classifiche, vediamo cosa, magari potrei essere nominato sfidante ufficiale, però comunque avevamo in mente di difendere anche la cintura. Magari potremmo fare il titolo italiano, mantenendo anche il titolo continentale, vediamo. Ora è tutto campato per aria, non abbiamo certezze per il momento. E se la chiamata per il titolo italiano arrivasse adesso? Finiamo questo nostro incontro, arriva la chiamata.
In quanto tempo ti sentiresti pronto per l'incontro o sarebbe un sì a prescindere? Ma mi bastano 6 settimane per essere pronto. Vediamo, non lo so, non possiamo dire niente di certo, vediamo come si sviluppano, vediamo come si sviluppa la situazione, vediamo come fa. Oh, ma tu che ne pensi invece da questo punto di vista? Allora, sicuramente difenderemo il titolo Continental IBO, questo ve lo posso dire chiaramente. Si sta lavorando per la difesa del titolo, perché comunque l'IBO è un'organizzazione mondiale. Nicola entrerà nelle classifiche mondiali dell'IBO e verrà posizionato anche abbastanza bene, perché questo lo so già, è chiaro, è ovvio, quando prendi un titolo, soprattutto a livello internazionale. E poi sicuramente, come dice Nicola, ci sarà, sono convinto al 100% che arriverà la proposta del titolo italiano. Adesso vedremo un pochettino come comportarci, perché comunque stiamo lavorando anche con la OPI 82, quindi con la famiglia Cherchi, e vedremo anche di conciliare magari entrambe le cose, cioè fare sia il titolo italiano che difendere la cintura continentale IBO. Però sicuramente per Nicola si prospetta un anno con altri appuntamenti importanti, sicuramente anche gli avversari saranno ancora più impegnativi rispetto a quelli che abbiamo incontrato. Adesso qualsiasi incontro farai passi un po' dalla parte di quello che viene sfidato. Adesso hai una cintura, hai un certo status, ce l'avevi anche prima di questo incontro, adesso hai una certificazione del tuo valore, possiamo definirla così? Sì. Ti senti pronto? Sì, beh, sicuramente ora sarò io quello che avrà qualcosa da perdere ad ogni match, quindi verrà affrontato con ancora più determinazione. Stiamo magari lanciando un messaggio a chi vi ha sempre seguito, a chi vi deve seguire, un messaggio a qualcuno ce l'abbiamo. Certo, abbiamo sicuramente un messaggio di ringraziamento per tutti gli sponsor e tutte le persone che hanno creduto in noi, ma non solo per questo match, dall'inizio della carriera. Allora, sono doverosi i ringraziamenti. Innanzitutto volevo ringraziare il comune di Villamassargia, il sindaco Deborah Porrà e anche la Proloco, perché comunque ci hanno aiutati e hanno permesso che questo titolo potesse essere fatto a Villamassargia, quindi a casa di Nicola. Non è una cosa così scontata e semplice. Tutti gli sponsor che ci hanno aiutato e ci hanno sostenuto. Volevo ringraziare tutti gli amici, tutto il team Loi, tutti i miei fedelissimi, Enrico, Paolo, sempre vicini, ma soprattutto anche le nostre famiglie. Mia madre, che è presidente di questo team, che ormai, insomma, dopo che è mancato mio padre, è sempre lì comunque a sostenerci, e soprattutto mia moglie, mio figlio, perché comunque anche le nostre famiglie hanno dovuto fare enormi sacrifici per permetterci di lavorare con serenità e di raggiungere l'obiettivo. E poi ovviamente ringrazio voi perché ci seguite, ci sostenete sempre tantissimo e ci avete creduto fin dall'inizio, quindi ringraziamo Diretta Sport perché comunque ci segue in ogni momento. E poi ovviamente ringrazio Nicola, perché se oggi festeggiamo una cintura e un titolo è perché lui è salito sul ring e l'ha vinto, quindi non dimentichiamo mai che il protagonista è lui che ha vinto e noi possiamo gioire grazie a lui e io gliene sono veramente grato. Condivido ogni parola che ha detto Omar, invece sono grato del fatto che lui mi abbia accolto nel suo team e mi abbia dato questa opportunità e mi darà anche tante altre opportunità, ne sono sicuro.